Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi parliamo di start-up, ossia nuove aziende nella loro fase iniziale, e di incubatori e acceleratori che aiutano queste start-up a svilupparsi e a rendersi autonome. Come? Ce lo spiegano i nostri ospiti: Andrea Casadei, che si occupa degli investimenti e della nascita delle start-up presso H-Farm, e Alessandro D'Annibale, responsabile di H-Hack, una maratona di 24 ore non stop in cui dei team di ragazzi lavorano per trovare soluzioni digitali per le aziende. Alessandro, ma questa maratona è veramente non stop 24 ore? Giuro, confermo, non vanno a dormire, non ci sono letti. Quanti caffè? Migliaia di caffè, migliaia di energy drink. Bene, ma prima di cominciare andiamo ad H-Farm per farvi conoscere questa bellissima realtà. Vediamo il reportage. Qui alla tenuta Catron si respira aria di vacanza. Gli uccellini, il verde dei prati, la laguna a pochi passi. Sembra proprio un'oasi dove venire a rilassarsi, ma non è così. Qui infatti le idee si trasformano in prodotti e le invenzioni in innovazione. Scopriamo come. Ad H-Farm vengono selezionate fino a 20 start-up. Nei primi 3 mesi, che è l'H-Camp, le start-up vengono messe tutte insieme in un open space e poi le più interessanti vengono selezionate e passano alla fase successiva. Viene assegnato un proprio ufficio e la permanenza dura in media 36 mesi. Andiamo a conoscerle. Io sono stato un capitano, uno skipper sulle imbarcazioni, infatti stiamo elaborando assieme a un gruppo di amici che ci conosciamo dall'infanzia. È nato un progetto a Venezia e appunto stiamo elaborando una start-up che si occupa di vacanze in barca. Noi andremo a operare su quello che è il mondo della sharing economy, quindi appunto cerchiamo di stravolgere un po' questo genere di mercato. Vogliamo dare l'opportunità appunto a persone di avere delle vacanze accessibili, perché la barriera all'avvicinamento a questo genere di vacanze è proprio il fatto che il mondo della nautica viene interpretato come un mondo del lusso, un mondo esclusivo. Quindi anche la generazione dei 1.000 euro potrà finalmente andare in barca. Assolutamente, infatti appunto il prezzo sul quale noi ci aggiriamo è proprio quello dei famosi 1.000 euro a settimana, quello che poi le persone spendono per fare vacanze anche di altro genere. E da quanto tempo siete qui a H-Farm? Noi siamo qui da poco più di 3 mesi e ad oggi siamo verso la fine di questo percorso e faremo un demo day, una presentazione ufficiale a quello che è un insieme di investitori e poi insomma si cerca di procedere e di sviluppare il business. Self è un'app per monitorare le vendite, quindi siamo partiti dall'idea dell'app Runkeeper, che è un'app che serve per monitorare le corse. Con Self posso fare la stessa cosa, però monitorando le interazioni con i miei clienti e le mie vendite, quindi ogni giorno mi alzo, Self mi aiuta a impormi un obiettivo mensile o annuale in termini di fatturato o di vendita e mi dice quanto distante sono da quell'obiettivo. Abbiamo gente che ci usa da tutto il mondo, tantissimi tipi di clienti, comunque anche tanti agenti di commercio qua nel Veneto e piccole aziende che utilizzano Self quando sono in movimento, ed era proprio quello l'obiettivo, quello di aiutarli a gestire il proprio business direttamente dal loro cellulare. Come è nata l'idea di Good Appetito? Allora, come tutte le buone idee, speriamo che lo sia, nasce da un problema. Un problema che ho vissuto durante il periodo universitario. Ad esempio, ho avuto l'opportunità di andare via di casa molto presto, ma vivendo fuori casa i soldi erano pochi, dovevo fare la spesa e l'obiettivo principale era quello di ottimizzare. Abbiamo messo insieme queste idee, questi vari problemi e nasce Good Appetito.
Good Appetito si ramifica in 3 semplici step: scelta dello store, scelta della ricetta, che genera il terzo step, la lista della spesa. Come funziona Good Appetito? Allora, come funziona? L'obiettivo principale è quello di semplificare il processo d'acquisto al supermercato. E come funziona? L'utente accede a Good Appetito e inserisce la città o la provincia dove vive. Ad esempio, l'utente inserisce Treviso e visualizza una serie di supermercati inerente alla zona. La cosa particolare è che Good Appetito mostra delle ricette relazionate alle promozioni di quel supermercato. E lo step successivo è che ti portano anche la spesa a casa? Assolutamente sì. L'obiettivo è quello di associarci con i supermercati che dispongono di un e-commerce, così che da Good Appetito l'utente può concludere l'acquisto direttamente nello store fisico. Quindi H-Farm aiuta i giovani imprenditori nel lancio di imprese innovative nel settore internet. Andrea, quante start-up avete lanciato fino ad oggi? Ma in 10 anni, perché peraltro abbiamo appena compiuto il decennale qualche settimana fa, abbiamo lanciato una settantina di iniziative per quasi 19 milioni di euro di investimento, ed è una continua rincorsa perché ogni 6 mesi. Esatto, quindi ogni 6 mesi c'è un call for ideas per individuare fino a 10 progetti da inserire nell'H-Camp. Come è strutturato questo H-Camp? Ma l'H-Camp è come dicevi benissimo, nel servizio, dove abbiamo visto anche la prima startup che è Antlos, che in quel momento era ancora in H-Camp. Noi appunto ogni 6 mesi lanciamo una call for ideas su dei temi specifici. In questo momento sono legati principalmente alle industrie proprio del nostro territorio, per cui il travel, per cui la meccanica, l'automotive, tutta la parte food. Quindi su queste idee arrivano dalle 4 alle 500 idee e possibili investimenti di iniziative. Ne selezioniamo 8-10 ogni 6 mesi, che vengono ospitati per 3 mesi all'interno del camp. Diamo ai ragazzi vitto e alloggio, c'è un periodo di formazione, quello che appunto chiamiamo accelerazione, molto intensivo, con tutta una serie di mentor, un programma molto, molto intenso, che porta alla fine dei 3 mesi o allo sviluppo di un prototipo, se la startup è legata appunto alla produzione di un device fisico, o alla versione beta della piattaforma, nel caso invece di una startup Quindi digitale. Investite 80.000 euro in questo? Investiamo, dipende da quanto è numeroso il team e da qual è la tipologia di esigenza e di ricerca. L'investimento varia diciamo più o meno tra i 30, 40 e gli 80. E poi il modello di accelerazione invece quanto dura? Il modello di accelerazione dura appunto 3 mesi all'interno del camp, poi si passa in quello che viene chiamato appunto seed, dove anche lì a quel punto ogni idea e ogni azienda e ogni iniziativa veramente fa vita a sé, perché le start-up sono organismi viventi in continua evoluzione, e di solito le ospitiamo all'interno del seed nelle casette che abbiamo visto prima nel servizio, e lì generalmente stanno all'interno appunto della nostra area da 6 mesi fino anche 3 anni, a seconda della tipologia di evoluzione. E in quel periodo, quindi, in questi 36 mesi? In quel periodo vanno sul mercato, ad esempio Antlos, che quando l'avete intervistata erano nel piano del camp, proprio ieri sono andati live, quindi sono usciti dall'acceleratore e quindi poi passano, diciamo, dentro il portfolio Farm, che poi è la parte di cui mi occupo io principalmente, vanno live, e quindi a questo punto qui cominciano a entrare sul mercato e si scontrano con la dura realtà delle metriche e dei risultati, che poi vengono seguite mensilmente sull'andamento degli obiettivi. Come aiutate lo sviluppo di queste start-up? Ma lì lo sviluppo viene aiutato comunque con una forte attività di mentoring e in alcuni casi anche di temporary management nella fase appunto dello sviluppo, e poi ovviamente Farm è un vero e proprio ecosistema di innovazione digitale, per cui tutte le aziende partner, o comunque tutte le aziende che vengono nei vari eventi che vengono organizzati, di cui poi l'HAC è uno dei principali, permettono di presentare queste iniziative alle aziende che possono essere interessate sia in termini di investimenti o anche semplicemente nell'acquisizione di servizi, qualora appunto possono essere start-up che forniscono servizi B2B e quindi ovviamente interessanti per il tessuto dell'impresa.
Perché il progetto più ambizioso di H-Farm è creare un distretto di innovazione dove le nuove aziende che nascono hanno il compito di dialogare con le aziende tradizionali e aiutarle nell'apertura all'innovazione. Quindi HHAC si inserisce proprio in quest'ottica di apertura al mondo digitale. Come funziona HHAC? HHAC è in format, diciamo che è nato proprio con questa finalità e che è stato mutuato da queste Hackers Marathon, da lì la parola hackathon a cui si ispira questo format, normalmente delle maratone aperte solamente a programmatori informatici che però in questo caso noi siamo riusciti a orientare verso il mercato cercando di andare a incontrare le esigenze delle aziende del nostro territorio e poi ovviamente cercando di capitalizzare le soluzioni sviluppate da questi ragazzi verso le aziende stesse, per cui è diventato un modo per i ragazzi di andare ad incontrare aziende che difficilmente riuscirebbero a raggiungere autonomamente e dall'altra parte è anche un modo poi per noi di fare scouting di progetti potenzialmente interessanti che già dalla nascita fanno i conti col mercato e di conseguenza sono diciamo molto più concreti. Arrivano ragazzi da tutta Italia? Sì, esatto, arrivano dai 350 ai 400 ragazzi da tutta Italia. Età media? L'età media è molto bassa, abbiamo anche ragazzi che hanno meno di 18 anni, ovviamente accompagnati dai genitori, però in generale mediamente l'età è di 24-25 anni, stanno completando gli studi per cui sono nella fase della specialistica, ecco, stanno per entrare sul mercato del lavoro. Bene, dopo la pubblicità ci racconterà come funziona questa maratona di 24 ore non stop. Pubblicità. Bentornati, con Alessandro stavamo parlando di HHAC, questa maratona in cui i ragazzi trovano delle soluzioni digitali per le aziende, quindi i ragazzi ricevono dei brief dalle aziende esatto. e devono risolvere un problema. In maniera innovativa una soluzione a questo tipo di temi che vengono lanciati. Ci sono 4 aziende diverse ogni volta, appartengono tutte allo stesso settore ma occupano ovviamente segmenti diversi e la logica è quella proprio di stimolare i ragazzi a sviluppare qualcosa che ancora non c'è sul mercato e che risponde alle esigenze dell'azienda, che poi l'azienda ovviamente ha la possibilità di commissionare e portare avanti insieme ai ragazzi, per cui i ragazzi poi mantengono anche la proprietà intellettuale dei progetti. E le aziende perché partecipano? Le aziende partecipano intanto perché effettivamente hanno la possibilità di entrare in contatto con una quantità molto elevata di ragazzi creativi e particolarmente talentuosi e effettivamente nelle 24 ore hanno la possibilità di fare recruiting, per cui effettivamente di incontrare con le loro risorse umane i ragazzi che sembrano ovviamente più interessanti, però dall'altra parte partecipano anche perché sono a caccia di innovazione e di conseguenza è un evento che ha un modello di innovazione molto veloce e alla fine delle 24 ore permette già di valutare delle applicazioni parzialmente funzionanti che comunque hanno un alto tasso di innovazione e di conseguenza possono risultare interessanti da mettere sul mercato da lì a poco per le aziende. E con quali settori interagite? I settori con i quali interagiamo sono grosso modo i settori di investimento di H-Farm e quelli in cui opera il nostro modello di accelerazione, chiaramente tutto quello che è tipico del Made in Italy, il food and wine, la moda, il design, ma anche tutto il mondo della casa e degli oggetti connessi all'interno della casa. Il 21-22 marzo faremo un'edizione dedicata alla domotica, quella che possiamo chiamare domotica, ma dall'altra parte comunque anche ovviamente al tema del benessere, della salute e di conseguenza anche poi tutti i temi legati alle vendite, al retail, ai pagamenti, insomma tocchiamo veramente ogni mese un settore diverso. Quindi se per le aziende partecipare a HHAC è un'opportunità per trovare nuove idee nel mondo digitale, per i ragazzi invece è una possibilità per essere reclutati dalle aziende oppure entrare nel processo di accelerazione di HCamp. Ma non tutte le start-up, Andrea, diventano poi delle aziende autonome. No, vabbè, ovviamente come ogni cosa della vita c'è la sua dose di fallimenti. Devo dire che in Italia rispetto a altri mercati la filosofia per cui fallire aiuta a crescere e quindi a riposizionarti e a riproporti non è ancora passata molto nel nostro tessuto culturale, però effettivamente ci sono poi parecchi casi di start-up che con la prima idea non sono riusciti a trovare uno sbocco e che invece riprovando, magari cambiando team, inserendo nuove forze, rifocalizzandosi su altre cose, la fase di maturazione anche della prima idea magari non portata a termine li ha aiutati o li sta aiutando
a portare avanti una seconda. È un ecosistema in cui in realtà c'è sempre la possibilità di reinserirsi in una qualche certo. Poi abbiamo avuto anche dei casi di grosso successo. Per cui ecco, per esempio, quali sono i casi più di successo tra le aziende? Come exit storica c'è H-Art, che è un'azienda ancora presente appunto all'interno degli spazi di H-Pharm, che ha avuto un exit importante dal punto di vista finanziario. Adesso è il capitale, la maggioranza della WPP, che è uno dei più grandi player al mondo nel settore del marketing e della comunicazione, ed è un'azienda che quest'anno dovrebbe chiudere con intorno ai 25 milioni di euro di fatturato, con quasi 250-300 addetti, di cui un 150-200 a seconda poi anche dei periodi di attività sono presenti in farm. Un'altra azienda, su cui peraltro di cui Alessandro è stato uno anche dei fondatori, è Depop, che è nata a fine 2011 e adesso si è trasferita poi a Londra perché sta crescendo a ritmi vertiginosi, ha avuto innesti veramente importanti. E di cosa si occupa? Di fatto è una piattaforma di e-commerce totalmente legata al mobile, per cui con un one click tu hai un prodotto, lo fotografi, lo metti in vendita sulla community. È una sorta di eBay, ma solamente via mobile e senza intermediazione economica, per cui i pagamenti avvengono direttamente tra gli utenti. Sta crescendo a ritmi vertiginosi, è ormai considerata una delle start-up del momento come esempio di start-up italiane nel mondo. Stanno trasferendosi adesso negli Stati Uniti. Il fondatore è ormai considerato un giovane guru di questo mercato ed è probabilmente tra le giovani start-up quella sicuramente più di successo. Ne abbiamo parecchie su cui ci sono grandi speranze. Il settore in cui operate è ovviamente un settore in continua trasformazione, quindi questa trasformazione come si riflette sui 10 anni di vita di H-Pharm? Dal mio punto di vista, diciamo, proprio riprendo quello che abbiamo detto sull'hackathon, è il nostro atteggiamento anche che negli anni è cambiato e effettivamente è molto più orientato al tessuto industriale dell'Italia intera e della nostra area in particolare, per cui è proprio dalla connessione con grandi aziende del nostro territorio che stiamo avendo le soddisfazioni maggiori e comunque stiamo ovviamente riuscendo anche a portare avanti dei progetti ambiziosi. È effettivamente da poco partito un programma di accelerazione sul tema del wellness con Technogym, che è in assoluto l'azienda più importante, più prestigiosa in quell'ambito, è un'azienda nata a qualche chilometro da qui, per cui comunque effettivamente c'è una contaminazione continua esatto. con il territorio. Per cui insomma siamo sempre orientati a quello e le nostre start-up sono start-up che sono in grado di accompagnare queste grandi aziende in questa fase di digitalizzazione, per cui è quello su cui investiamo effettivamente. Invece il progetto Digital Academy? Digital Academy fa parte di quell'area di H-Pharm che si occupa di formazione, ovviamente sempre nel settore appunto del digitale. Noi abbiamo un brand che è Digital Academia, che realizza un master che è il MADE, che fino alla scorsa edizione era in partnership con Ca' Foscari, adesso è diventato un master internazionale e che forma neolaureati proprio nel settore del fare impresa legato al mondo del digitale. Ma poi comunque come Digital Academia facciamo moltissime attività di learning rispetto a tutto quello che è la digital transformation rispetto alle aziende, rispetto al management, rispetto anche appunto a quel tessuto di imprenditori che cercano di capire come il digitale può interconnettersi in tutti i processi aziendali, al di là appunto della mail e del sito internet che sono, diciamo, l'approccio che ormai è passato, ma che in realtà oggi c'è una possibilità di connessione molto più profonda sia dentro i processi aziendali sia rispetto al proprio mercato. Beh, spesso l'Italia viene accusata di essere arrivata in ritardo alla cultura del digitale. Secondo voi? È tristemente vero, diciamo che tanto è stato fatto, c'è tantissimo ancora da fare. Va detto che oggi l'impresa, o almeno l'impresa che viene da noi, comincia ad avere la consapevolezza che è un tema che va affrontato e risolto. Ancora fino a qualche tempo fa nel tessuto dell'impresa italiano, magari quando si parlava di questi temi, uno dei primi punti era io ho impedito a Facebook, ai miei dipendenti di accedere a Facebook, cioè il digitale era visto come non lasciamo andare i dipendenti su Facebook. Oggi invece la consapevolezza che ci sono dei processi che possono essere assolutamente aiutati da tutto questo tipo di piattaforme
fa vedere che c'è uno spazio di certo, cioè i social network sono un'opportunità. I social network sono sicuramente un'opportunità, ma sono un'opportunità quello che i social network portano poi nel mondo delle attività delle imprese, per cui la possibilità di creare community con i propri utenti, di creare community all'interno della propria azienda, di utilizzare delle piattaforme in cloud su cui muoversi. Oggi tutti i temi legati al cloud, quella che è l'agenda digitale dal punto di vista proprio del sistema paese, ormai cominciano a essere nella mente di chi fa impresa, cosa che fino a qualche anno fa era tutto molto ancora nebuloso. E come H-Farm voi fate parte di network importanti internazionali, no? Certo, siamo stati fondatori di un network che si chiama Global Accelerator Network, e organizzatori e promotori di un evento che è diciamo, il meeting a livello globale di questi acceleratori. Le prime edizioni, le prime due organizzate tra l'altro a Venezia, per cui nella logica proprio di valorizzare al massimo questo territorio. È un evento poi itinerante, e questo ci dà la possibilità anche di avere una finestra privilegiata anche verso programmi di accelerazione di altri come noi che fanno ovviamente lo stesso mestiere, e con i quali, oltre ovviamente allo scambio di condivisione di informazioni, c'è anche insomma, uno scambio di esperienza e di strumenti di lavoro, chiaramente. Ma una curiosità, la H di H-Farm per cosa sta? La H di H-Farm sta per Human, per cui l'idea è proprio quella di riportare l'attenzione, esatto, intorno all'uomo, ovviamente attraverso il digitale, e di valorizzare al massimo il capitale umano ovviamente che c'è lì. Quindi non sta per non ci capisco un H? No, c'è scritto sulle nostre felpe quello. È ironico. E invece appunto qual è il futuro di H-Farm? Verso dove state andando? Beh, vabbè, noi continueremo negli anni la nostra attività core, che è appunto l'accelerazione di nuove idee, di nuove imprese, magari cambiando quali possono essere i modelli a seconda di quelli che possono essere i mercati e come si evolvono. Sicuramente la parte di formazione, e cosa su cui siamo fortemente impegnati, proprio siamo partiti negli ultimi 6 mesi, tutta quella parte di attività che noi chiamiamo come digital transformation, che è proprio la capacità di supportare le aziende, e quindi proprio di lavorare in maniera verticale sulle singole aziende o sulle singole industrie per aiutare la penetrazione del digitale nelle imprese. Tant'è che, come diceva prima Alessandro, dal programma di accelerazione classico nostro abbiamo attivato una serie di programmi di corporate acceleration, in cui ovviamente ci sono delle aziende che fanno delle call to action dedicate ai loro mercati, ai loro prodotti, che poi dopo portano da noi le idee per essere accelerate e poi magari essere o portate in azienda o comunque partecipare alla fase di evoluzione di queste idee. Quindi l'idea è quella sempre più di connettere, di non essere, come dire, un'isola felice in terraferma a fianco alla laguna di Venezia, ma di essere sempre più interconnessi col territorio su quello che è una sfida di cambiamento globale, su cui abbiamo la fortuna di essere per una rara volta avanti rispetto ai tempi, e quindi questa cosa qua portarla come esperienza, come opportunità anche alle imprese del territorio. Bene, io ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook, Il Veneto in Transizione. Scriveteci le vostre storie alla nostra mail intransizione@antenna3.it e vi do appuntamento alla prossima puntata.